Due fronti caldi, uno societario, l'altro tecnico, sono ore decisive in casa Akragas per capire il presente e per delineare il futuro. La trattativa con la holding iraniana è tornata a farsi viva. Ieri ad Agrigento sono arrivati due componenti della cordata asiatica, hanno fatto tappa allo stadio Esseneto, a stretto contatto con i giocatori. Al loro fianco il direttore dell'area tecnica Ernesto Rossello, ma anche il presidente Silvio Alessi. Nuovo incontro, nuovo confronto per ulteriori approfondimenti necessari per poter definire l'eventuale acquisto del club bianco-azzurro. Allo stadio presente pure Toto Vullo nelle vesti di osservatore interessato, sarebbe infatti in procinto di sedere sulla panchina dell'Akragas dopo l'esonero di Raffaele Di Napoli. Non c'è ancora l'ufficialità, eppure all'accordo già martedì sembrava cosa fatta, ma evidentemente saranno sorte delle complicazioni. La società, secondo quanto trapela, sarebbe disposta a proporre al tecnico un contratto di 3 mesi, cioè fino al termine dell'attuale stagione, con opzione di rinnovo in caso di salvezza, oggi francamente lontana e difficile da raggiungere, anche se l'aritmetica lascia qualche timido spiraglio, mentre Vullo, dal canto suo, avrebbe chiesto maggiori garanzie. Trattativa in questo momento in stand-by con le parti che sono in fase di riflessione.